un problema. Sì. Quando cambierà la mia foto sul suo profilo, la ringrazierò sempre. Cioè, anzi, la peggiore che lei ha trovato l'ha messa. No, vabbè, io chiedo scusa, ne ho di migliori, è vero. Ma se ne frega Fioravanti, dato riguarda gli altri. Quindi... Questa è la sua foto col commento di Giovanni Tessarolo. Ricordo che è il moralista che lanciava anatemi contro i nudisti all'Isola del Morto. Ecco, che invece... E invece bisogna dire che va bene essere nudisti, Tessarolo. Non ho capito sì, io sono favorevole. Dio ci ha fatto vestiti? No. Ah, ecco. Però non volevo sbagliarmi, mi ero confuso. Ma lei se lo ricorda il peccato originale. Dove il peccato originale è buona cosa coprirsi, anche perché le nudità non stanno bene. Non stanno bene, dipende, se uno è bruttino ha ragione. No, lasci perdere, non è solo questo fatto di bruttezza, è un fatto di moralità. Ma ormai i giornalisti sono la classe politica per eccellenza che non pensa all'aspetto di moralità. Politica, nel senso che fa opinione, no? che proprio, e dimentica completamente la moralità. Sul tempo, Liliana Pontisso, la neve c'è, ma sembra lo zucchero a velo sulla torta, troppo poco. Liliana, però noi te la raccontiamo in televisione, la neve. Ma questa non è una trasmissione normale, queste sono le previsioni del tempo che faceva lei. No, queste non sono cioè, ha cambiato genere. Le previsioni è prevedere. Ho capito. Lei neanche le prevede, perché comunica il tempo che è già avvenuto. Cioè, praticamente le cose più banali, cioè il commento al tempo è diventata l'occupazione principale giornalistica di Fioravanti. Chi si sposta magari, credo che darebbe saputo in maniera utile che se va verso Milano è meglio che si attrezzi, se vuole andare verso il prendere la Modena Brand non lo trova aperto. Certo, però trovo anche scritto sui caselli cosa devo fare. Non vado alla trasmissione televisiva a informarmi sul tempo che c'è stato. Parliamo del suo amico Monti. In Vereconda, se lei ha visto, l'avrà commentata ieri, se non ha fatto anche ieri un notiziario meteo. No, io sempre sul meteo. Lei sa il meteo. No, lei e Bernacca siete uguali. Ecco, adesso abbiamo praticamente il colonnello Fioravanti, dopo il colonnello Bernacca. Allora dicevo, ecco, se oltre che peccatore anche colonnello, nonché naturista, quindi faccio facere le passo di tutto. È un perfetto panteista. 4 ore benedice quello che succede. Entriamo al meteo. Beh, qua è trasmissione meteorologica. Prego, no. Che tempo fa? Ve lo dice Fioravanti. È bello vedere anche il Veneto com'è, perché uno che sta a casa, non è che vede tutto il Veneto, il nord Italia. Questa è la strada piovese verso Cavarzere, per capire com'è in giro. Posso dire, vedere questa immagine dove vedo un fondo stradale non trattato. Io vedo anche una Maria Stella Frizzarin con atteggiamenti discinti. Non è la sua, non è lei, penso. È una foto giocattolo. Però dico, vedere una strada così mi fa pensare, ma lì non dovrebbe esserci uno spargisale al lavoro? Perché se io poi la faccio, vado fuori strada e mi faccio male, non mi piace questa foto. Lo dico con molta franchezza, cioè, vista così poi magari sono un effetto ottico, sono quando c'è il maltempo. Sì, però anche è vero che quando c'è il maltempo, lo dico perché c'è Fioravanti che mi ha quasi costretto a venire a questa trasmissione. Io a momenti non ci volevo venire perché c'era il maltempo. Fioravanti ha detto, no, parti prima, non c'è problema. No. Dopodiché è quello che si preoccupa delle strade, cioè quando c'è il maltempo non si va. Avevo sentito che non c'erano problemi. Ecco, sì. Ma se glielo dico io, vabbè, comunque se glielo dico io è un discorso fazioso, ma c'è la pubblicità. Prima cito Giovanni Di Scotto, che dice che a Schio, in Vicenza, nevica, a Cagliari praticamente primavera, a San Donà c'è vento. 2 minuti e torniamo. E a Volta Barozzo? Non lo sappiamo. Tradizionalista è un'altra cosa. Torniamo a Bagnasco oppure parliamo di maltempo ancora? No. Adesso cerco sul maltempo, non si preoccupi. No, appunto, no, perché ci mancava, spettatori, si potete aiutarci, ci mancava Volta Barozzo. Cosa succede a Volta Barozzo e anche a Camacici, se possiamo sapere anche... a Volta Barozzo, chiaramente a Camacici, potrebbe anche offendersi. Ma no, ma perché interessa? Ma infatti io perché dicevo questo? Perché lei ha dato soltanto notizie di Schio. Ha dato quelle di Schio, scusi, della Piovese, non so di che altra... I luoghi che mi vengono indicati. Luoghi che mi vengono indicati. Appunto, allora ho fatto adesso un appello per sapere a Volta Barozzo e a Camacici cosa c'è di... C'è chi mi segnala tagli uguali, tra l'altro so che la rassicurerà il fatto che Giampaolo mi segnala che a Cordenons c'è solo vento. Allora siamo consolati. So che lei è un consolamentum, questo è una consolazione. Che questa la rasserena. Certo. E c'è un'altra persona. È un bel paese Cordenons, però, devo dire la verità, tra l'altro. C'è un'altra persona che invece mi scrive, è sempre Giampaolo, ma è il suo ospite, è sempre così. Ma no, ma sono stato trattato benissimo Fioravanti, quello che meriterebbe, ce ne vorrebbe molto di peggio, quindi stiamo trattando con i guanti. Mi sento commosso da vede, vuoi baciare la mano? Baci la mano Fioravanti. No, niente, non bacia la mano. Guardi, da me d'esame. Mi dà un fastidio terribile, va bene? La nostra ora è scaduta, spero che da
Treviso verso Verona, le condizioni meteo, che a lei non interessa. Ma io le telefono, adesso quando sono sull'autostrada, le telefono e le comunico in diretta qual è il tempo che vedo. Tutte le persone che sono per strada, che ci si dovranno mettere, tra cui sono anch'io, che le condizioni siano buone, mi auguro che le strade, la Brennero, piuttosto che la Bologna-Padova, vengano riaperte, mi auguro domani che sui giornali non ci siano altre corriere nel fosso. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Buona serata, arrivederci.